Buongiorno e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 3 cittadini di Tolmezzo sono morti nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente frontale avvenuto a Cavazzocarnico. Lo scontro fatale si è verificato poco prima delle 16 sul ponte che attraverso il fiume Tagliamento lungo la statale 52. A rimanere coinvolte una Saab Station Wagon, una 500L. A perdere la vita una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 74 e 71 anni, che si trovavano a bordo dell'utilitaria Fiat, e il conducente 46enne alla guida della Saab. In fase di accertamento le cause, tra le ipotesi non si esclude che a causare lo schianto possa essere stato un sorpasso azzardato. Il sinistro si è comunque verificato sull'asfalto bagnato delle piogge intermittenti di ieri. Sul posto, Vigili del Fuoco di Udine, sanitari del 118 per i soccorsi, rilievi e gestione traffico a carico dei carabinieri di Tolmezzo. Enormi i disagi al traffico per permettere il recupero dei mezzi e dei corpi. Sono 48.756 gli ucraini profughi transitati per i valichi confinari del Friuli Venezia Giulia dall'inizio del conflitto. Di questi 4.230 si sono fermati in regione, per la maggior parte ospiti di amici e parenti. Soltanto 714 risultano ospitati in strutture pubbliche della regione nella rete dei centri accoglienza spontanea, che nella provincia di Trieste sono circa 250. In occasione della visita a Trieste del sottosegretario dell'Interno Sibiglia sul tema dell'accoglienza è intervenuto anche il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, che ha parlato anche di rotta balcanica che con l'arrivo della bella stagione potrebbe riprendere. Il flusso della rotta balcanica aumenta nei mesi estivi, quindi dobbiamo cercare di non farci trovare impreparati. Gli arrivi sono soprattutto da Pakistan e Afghanistan, paesi in guerra ormai da tempo, in particolare l'Afghanistan, che ha visto un ritorno al potere dei talebani, un flusso di esseri umani di cui oggi il Friuli Venezia Giulia fa fatica a farsi carico. Dovremo far funzionare la ripartizione, perché evidentemente questa regione, che è regione di confine, non può trattenere tutti quelli che arrivano dalla rotta balcanica. Quindi dopo il periodo di quarantena, che al momento è stato ridotto, dovremo chiedere il ricollocamento in altre zone dell'Italia dei profughi che arriveranno, proprio anche in considerazione del fatto che dobbiamo fronteggiare anche le esigenze dei profughi ucraini. Le segnalazioni della presenza dei lupi sono ormai all'ordine del giorno. L'assessore regionale Zagner chiede a gran voce un piano nazionale che possa perlomeno scoraggiare il loro avvicinamento nei centri abitati. Sulla tutela del lupo la norma è chiara, sono vietati la cattura, l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione, e la convivenza tra uomo e lupo non si può certo risolvere uccidendo gli animali. Informazione e tutela sono centrali. Quando si parla di lupi, quindi specie tutelate a livello comunitario per i quali oggi non è consentito nemmeno il disturbo, è inutile parlare e chiedere di interventi diretti. Interventi sono quelli che vengono concessi attraverso le varie richieste che vengono fatte ad ISPRA, però sostanzialmente fino a che non verrà adottato un piano lupo nazionale, che stiamo chiedendo tutti a gran voce, che dia anche degli strumenti attivi perlomeno per scoraggiare la presenza in determinati ambiti, penso a quelli urbani dove ormai quotidianamente vediamo queste immagini che creano dei problemi, fino a quello noi abbiamo delle mani legate per fare azioni che non siano quelle di informazione e formazione e prevenzione. Per quanto riguarda invece la gestione della fauna selvatica, per l'assessore la partita è più che mai aperta. Il cambiamento ambientale da un lato, di abitudini dall'altro, ha portato un'espansione enorme della fauna selvatica, per cui la gestione dovrà essere una gestione sempre più precisa, puntuale, ma anche attiva, e su questo poi si scontrano grandi diversità di vedute, di pensieri, però è ovvio che credo che tutti iniziano a rendersi conto che qualcosa che è sfuggito rispetto alle pianificazioni iniziali c'è. Il centro di catalogazione dei Magredi, dopo una battaglia durata 10 anni, è stato inaugurato ieri mattina a San Quirino.
Il centro di documentazione e catalogazione dei Magredi è in realtà, dopo 10 anni dall'avvio dei primi lavori, ieri è stato inaugurato a San Quirino nel contesto del Parco del Brolo, una struttura molto attesa, aperta all'attività didattiche, recreative e culturale e destinata a promuovere la conoscenza e l'archiviazione documentale dei Magredi, la loro valenza ambientale e turistica. Il centro di documentazione dei Magredi, un tassello importante per valorizzare il nostro territorio, un'opera costruita e voluta dall'amministrazione, un luogo, un posto dove far conoscere la flora e la fauna e il biotopo del nostro territorio. È un'opera che era iniziata proprio con la compartecipazione di 4 comuni e Cordenons era in prima fila proprio nella realizzazione di quest'opera. Poi abbiamo fatto un passaggio di consegne 5 anni fa, ricordo un percorso. È una realizzazione importante che dà delle risposte al territorio e chiaramente sarà un punto di riferimento non solo per San Quirino ma anche per tutta l'ex provincia. Il centro sarà aperto al pubblico già dal prossimo 12 aprile con un corso teorico e pratico per Walking Leader, a cui seguirà quello dedicato al progetto FVG in Movimento, 10.000 passi di salute. Successo di partecipazione ieri alle Serre Bearzot di Aiello per la serata di beneficenza Un fiore per la ricerca, presente tra gli altri anche il primario del reparto di oncologia dell'ospedale di Udine, il dottor Gianpietro Fasola, che ha evidenziato l'importanza e gli sviluppi, soprattutto negli ultimi anni, della ricerca oncologica. Una serata di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto al reparto oncologico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine come riconoscenza per le cure e l'attenzione prestate all'organizzatore Lorenzo Bearzot. Si è tenuta sabato sera ad Aiello del Friuli, alle Serre Bearzot, la serata denominata Un fiore per la ricerca. All'evento, oltre all'amministrazione comunale di Aiello e al consigliere regionale Mauro Bordin, hanno preso parte il primario di oncologia Gianpietro Fasola, i dottori Paolo Ermacora, Maurizio Zilli, Roberto Adamo e le dottoresse Pelle e Targato e molti altri medici. Negli ultimi 10 anni è cambiato il panorama, la possibilità di curare e di guarire neoplasie che fino a 10 anni fa ritenevamo invariabilmente fatali. Lo sport, prima grande trasferta post-Covid per i tifosi dell'Udinese, oggi in 2000 Venezia tra pullman, auto e treno per seguire la partita delle 15 c'è anche la nostra Monica Tosolini, allora ci colleghiamo subito in diretta con lei per farci raccontare come sta andando. Eccoci, siamo qua in diretta a Porto Marghera, punto di ritrovo per i tifosi, soprattutto per i pullman che arrivano da Udine oggi tra i 1500 e i 2000. Marco, presidente dell'Udinese Club di San Daniele 33038 che ci ospita, oggi come va? Oggi andrà bene sicuramente, il sole, la bella giornata libera, anche per me dico qua in trasferta finalmente, e volevo salutare chi non poteva venire oggi del direttivo, un saluto a Dimitri e tutti gli altri che non ci sono e alla prossima, sicuramente col cuore sono qui con voi. Sempre forza Udinese, grazie. Come va oggi? Oggi speriamo bene, intanto c'è una bella giornata di sole, questo è già importante, poi se viene anche il risultato tanto meglio, quindi è una trasferta numerosa, siamo in tantissimi, quindi dai, speriamo, ci sono tutti i buoni propositi per far bene. Chi segna? Beto ha preso il ritmo, speriamo anche dell'Orfeo magari, sì, perché no, comunque siamo in tanti, devono darci la soddisfazione, anzi. Il Venezia però ha bisogno di punti salvezza, non fa paura? No, assolutamente, noi pensiamo a prendere i 3 punti, conta solo questo. Questa squadra insomma promette bene. Sì, grandi aspettative, 3 punti assicurati, dai. E Cioffi verso la conferma? Speriamo, dai. Così dai, finalmente possiamo fare un campionato tranquillo il prossimo anno, dai. Intanto da Venezia, forza Udinese, ci ritroviamo dopo. Ciao. Grazie a Monica Tosolini, altri collegamenti nel corso di Poltronissima a partire dalle 14:30 per seguire la sfida dell'Udinese contro il Venezia. Siamo alla pallavolo femminile, storico traguardo per la CDA Termassons che nei play-off di Serie A2 vola in semifinale. Dopo il 3-0 dell'andata, ieri a Busto Arsizio le ragazze di Barbieri hanno vinto 3-1 contro la Futura Giovanni, chiudendo la serie sul 2-0 e conquistando il pass per il gradino successivo ai danni di una delle candidate alla promozione. Oggi alle 17 tocca a Martignacco che proverà a sfruttare il fattore casa contro Mondovì dopo il 3-2 di gara 1. Basket, il derby regionale della Serie B tra Falcostar e UEB Gesteco va ai Monfalconesi.
Il derby regionale di Serie B va alla Falconstar Monfalcone che supera per 73-64 la UEB Gesteco Cividale. La squadra di coach Pilastrini, capolista del girone B, nella sfida disputata al Pala Paliaga, davanti anche a 100 tifosi al seguito, non riesce a trovare continuità offensiva. Monfalcone è brava a braccare Capitan Chiera e a mandare così in tilt l'impianto ducale. Rota prova ad accendere i suoi a inizio ripresa con 2 triple consecutive dopo il 45-36 casalingo. Quando l'inerzia è per i friulani, infortunio al naso subito da Naoni e la partita viene sospesa temporaneamente per consentire le cure al giocatore cantierino. Alla ripresa per l'OEB Gesteco Cividale svanito l'effetto positivo. La Falconstar torna a calcare sull'acceleratore e costringe i cividalesi alla rincorsa. Nelle battute finali decidono 2 conclusioni da dentro l'arco di Bacchin, i parziali dei quarti 22-22, 21-14, 12-14 e 18-14. Nel prossimo turno, sabato alle 19:30, la UEB Gesteco ospiterà Mestre, che oggi riceve Cremona. In caso di vittoria degli ospiti lombardi raggiungerebbero al primo posto la UEB Gesteco a quota 46. 24 i punti per Monfalcone, che nel prossimo turno, sabato, riceverà Padova. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.